Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi, ben ritornato il nostro ospite, siamo riusciti finalmente ad averlo tra di noi perché ci deve aggiornare su diverse questioni molto importanti, interessanti, sulle quali anche voi ci avete stimolato con delle mail. Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a lei per avermi invitato e grazie a tutti i suoi spettatori perché ci ascolteranno oggi. Sì, ci ascolteranno perché dobbiamo affrontare alcuni nodi un po' spinosi per gli imprenditori, piccoli imprenditori, per gli artigiani, che poi noi abbiamo tantissimi artigiani partite IVA che sono molto sensibili a certe tematiche. La prima, la più angosciante, purtroppo, speriamo che sia una lupa al lupo, insomma. Vabbè, recessione tecnica e lì ci siamo, ma è un momento veramente di stagnazione totale. Tria l'ha ribadito, Juncker ha detto l'Italia cresce allo 0,2%, Boccia con gli industriali avevano urlato alla tragedia, e invece voi? Beh, il segnale che arriva dalle nostre aziende, quelle associate che ci raccontano, ma anche i monitoraggi che vediamo poi con le varie istituzioni, l'ICE, l'Istituto del Commercio Estero, piuttosto che altri che spesso si utilizzano, anzi quasi sempre si utilizzano e che sono in continuo monitoraggio rispetto alla realtà, ci raccontano che un rallentamento di quelle che sono le richieste di preventivo in questo momento ci sono e hanno un valore pari al 35-40% di calo. A me tanto però 35%. È tantissimo e nei primi 2 mesi dell'anno, gennaio e febbraio, marzo ha avuto un po' di ripresa, ma è ancora preoccupante. Allora, in questo momento le aziende, soprattutto quelle che lavorano verso l'estero, per cui che usufruiscono del grande fenomeno dell'export, stanno ancora lavorando con un effetto volano di ordinativi fatti nell'ultimo trimestre del 2018 e avranno lavoro sicuramente fino all'arrivo delle ferie, per cui fino alla metà dell'anno. È evidente che bisogna avere un portafoglio di richieste, per cui di richieste di preventivi, che poi dia continuità. Allora, come analizzare questa situazione? Beh, credo che ci sia tutta una serie di concause che hanno a che fare una parte con la recessione che sta attraversando tutto il centro Europa, per cui i nostri partner d'elezione, che sono Germania, Francia, Inghilterra al terzo posto, poi magari parleremo anche della Brexit, e Spagna, sono questi i 4 paesi rispetto ai quali noi esportiamo in maniera importante, perché fatto 100 l'export della regione Veneto, il 60% è fatto in questi paesi, per cui verso Europa, all'interno della comunità europea, poi c'è da capire l'Inghilterra dov'è, e il 40% invece nel resto del mondo. Dopodiché magari anche questi prodotti che noi sforniamo qui sul nostro territorio e che vanno verso Francia, Germania, Francia, Inghilterra e Spagna, a loro volta poi magari saranno esportati in giro per il mondo. Però questa recessione mondiale c'è. Poi c'è anche un'altra cosa, c'è una incertezza da parte della politica che sicuramente non facilita. Ecco, ma infatti proprio per le persone che ci ascoltano è capire la stretta connessione tra la politica, tra il governo che ha le sue strade, i suoi percorsi e il territorio e il lavoro di un imprenditore che appunto magari fa export soprattutto. Però attenzione che la Spagna non va malissimo, siamo noi che purtroppo andiamo male, comunque loro. Che connessione c'è? Quindi quali sono per esempio le azioni che voi avete ritenuto possono essere state dannose per il vostro settore, il vostro ambito? Beh, principalmente sono 3. Sono il decreto dignità, che sicuramente non incentiva all'occupazione. E quindi questo non lo vedete fin da subito lo abbiamo criticato fin dall'inizio. L'altro tema è il quota 100, che in qualche maniera sta facendo anche fare un ricambio molto veloce per l'uscita di scena di una serie di soggetti che in alcuni casi magari può anche essere favorevole all'impresa, ma in qualche altro magari viene meno proprio magari qualche caposaldo all'interno delle imprese. E poi il blocco dei cantieri e dei lavori pubblici, questo è sicuramente un fenomeno che pesa in maniera importante per tutto l'indotto che poi ha l'aspetto dei lavori pubblici sui miei associati, per esempio, in maniera importante, perché sono tutti quanti in filiera, magari con dei capo
commessa che hanno a che fare magari con aziende molto strutturate, ma che poi subappaltano i lavori alle nostre imprese. Per cui per quanto riguarda il reparto che lavora, tutto il comparto che lavora con l'export, sicuramente questa contingenza internazionale che un po' è andata in recessione pesa in maniera notevole. Sul mercato interno invece il blocco dei lavori pubblici, questo fenomeno ancora della casa che non è ripartito. Quando parlo di casa vado dal movimento terra all'arredamento su misura, cioè all'interno ci sono miriadi di categorie. Quindi che dice che lavorano ancora lì il dentro. settore immobili è stantio. È stantio perché manca una domanda interna da una parte, dall'altra sono però partite soprattutto nel Veneto una serie di leggi interessanti e che aiuteranno il settore Quelle della del piano casa, casa, ma no? sono appena partite e adesso anche noi come Confartigianato stiamo mettendo in piedi tutta una serie di progetti che anzi sono anche avviati di informazione affinché non soltanto le imprese conoscano le opportunità che arrivano da queste leggi, ma anche tutti quanti i cittadini capiscano che è arrivato il momento di usufruirne, perché sono delle leggi interessanti e estremamente positive. Adesso anche magari ne accenniamo proprio già per fare Certo. un'infarinatura. Decreto sblocca cantieri, decreto crescita, due grandi punti di domanda. Si era promesso, si era detto, TAV lasciamola lì, e poi sentiamo che lei ci dirà cosa ne pensate voi della TAV, però lo sblocca cantieri deve partire, cioè dovrebbe essere una cosa imminente. Per il Veneto che cosa comporterebbe lo sblocca cantieri e ne vedete la possibilità negli accordi di governo? Beh, stiamo leggendo sulla stampa, ci sono tutti gli inventari, no, di tutta una serie di lavori che sono fermi. Questi sicuramente sarebbero una boccata d'ossigeno non soltanto per il fatto economico, cioè proprio ciò che ne deriva dal fatto di mettere in moto questi cantieri, pagamenti poi per lavori fatti e il circolo virtuoso aumento della capacità di acquisto anche poi di lavoratori che lavorano lì dentro e che magari adesso sono nelle liste di disoccupazione, ma soprattutto anche queste opere che una volta fatte migliorano anche quella che è la situazione della nostra regione, con magari performance migliori negli spostamenti se questi cantieri hanno a che fare con la viabilità, un miglior benessere se hanno a che fare con altre strutture che poi sono al servizio del cittadino. Ecco, però per quanto riguarda il fatto economico, sicuramente il lavoro pubblico crea un indotto e crea un indotto soprattutto anche magari a lunghi termini, nel senso che magari sono cantieri anche che hanno a che fare con lavori per 2 o 3 anni, dove poi magari c'è anche il rinnovamento delle attrezzature all'interno delle imprese, per cui si crea veramente un volano che ha una molteplicità di situazioni rispetto alle quali diventa veramente virtuoso. E perché lo stato attuale è tutto bloccato? Che cos'è che ha Lo sblocca cantieri, sappiamo che il governo attuale giallo-verde ha una parte del governo che lo vuole a piene mani e una parte del governo che non lo vuole. Siamo in una situazione in cui vediamo un governo che ha racchiuso all'interno proprio della compagine di governo maggioranza e minoranza. Ci pare di capire che è una situazione abbastanza inedita, nel senso che il lavoro che prima faceva la minoranza su alcuni temi si vede che le due compagini che compongono il governo sembra quasi che siano all'opposizione e questo sicuramente non fa bene alla velocità che ci vorrebbe per arrivare a determinate situazioni. Sono punti di vista diversi, c'è una parte del governo che dice dobbiamo far crescere quella che è la capacità delle classi meno abbienti di vivere in maniera diversa facendolo a debito, c'è l'altra compagine che dice no, dobbiamo arrivare a questo obiettivo con la crescita economica. Noi siamo di più per questa decisione, ossia pensare di avere un'assistenza sociale importante sul territorio, che è una cosa che si deve arrivare, deve essere un obiettivo di tutti, perché anche chi non ha le stesse fortune di vivere in una certa maniera deve essere sicuramente sostenuto e chi poi magari ha dei disagi che magari possono essere fisici o di altra natura, sicuramente si deve fare carico la collettività per non lasciare nessuno indietro, ma far salire tutti quanti anche proprio come ascensore sociale, anche come capacità di vivere bene su questi territori. Però bisogna fare i conti con la capacità economica e allora aumentando la capacità economica del comparto produttivo questo genererebbe sicuramente dei redditi tassati e le tasse potrebbero essere utilizzate poi per fare questo, non a partire subito dal debito.
perché quando, parafrasando, si dice noi non siamo per reddito di cittadinanza, ma per una cittadinanza importante che crei reddito e che quel reddito poi venga utilizzato per un welfare avanzato e per un assistenzialismo quando e come serve, sicuramente sì, però con degli approvvigionamenti per finanziare questo tipo di attività diversi, cioè non col debito ma con del denaro che ci sia. Leggo un attimo il messaggio. Buongiorno, ma possibile che tutta l'economia italiana verta sui lavori pubblici? Se così fosse bisognerebbe denunciare lo Stato per inadempienza, ma qui siamo in Italia e non in Francia dove il popolo avrebbe protestato solennemente. Io non credo che qui ci sia un'economia che vive solo di lavori pubblici. Abbiamo detto all'inizio che qui abbiamo il 50, quasi il 55% di ciò che è prodotto sul territorio veneto che va all'estero. Questo non è lavoro pubblico, questo è privato, è lavoro internazionale. È un lavoro che deve essere sostenuto dalla politica come? Andando in giro per i paesi nei quali noi abbiamo dei rapporti commerciali a fare degli accordi commerciali che possano favorire... Che lo Stato, dov'è che mancano secondo lei questi accordi commerciali, quindi dov'è che noi abbiamo bisogno di un supporto per quel che riguarda l'estero? È un'attività che deve essere in continua manutenzione, non ci si può fermare, anche perché lì veramente si compete con il mondo intero. Basta che ci sia per un mese, che venga meno un lavoro di diplomazia in qualsiasi paese o che ci sia qualche altro che arriva prima di noi a fare degli accordi commerciali dove si dice noi compriamo banane da voi e voi da noi dovete comprare meccanica evoluta. È veramente una cosa pressante dove siamo in competizione col mondo. Devo dire peraltro che noi abbiamo la miglior diplomazia del mondo e questo, proprio su questo non ci piove, non sono io che lo dico, ma lo dicono tutti gli osservatori internazionali. Abbiamo un ufficio, quello del commercio estero, che una volta si chiamava ICE, che era l'Istituto del Commercio Estero, oggi è ITA, che si è trasformato in maniera importante, che è molto più efficace rispetto al passato, proprio per questa predisposizione dell'Italia, anzi si vive ormai solo di questo, che è quella dell'export. Ecco, per cui è un lavoro che il privato non lo può fare da solo, ma deve avere uno Stato che abbia la capacità di interconnettersi con il resto del mondo come lo ha l'imprenditoria del nostro Stato. Assolutamente. Allora, ma possibile che solo in Italia il PIL cresca 0 o 0,1? In Europa tutto cresce e noi no. Credo che la responsabilità non dell'individuo ma del sistema Italia che è sbagliato. Ecco, questo un po' ribadisce quelle mail che avevamo un po' ricevuto durante la settimana. Le persone non riescono a capire perché questo? Perché uno dice, ma di fatto voi avete queste piccole imprese, queste attività artigianali e così via, dipendete da grandi aziende, da tutto un sistema, ma è nella capacità dell'imprenditore di portare avanti un'impresa, di crescere, o quanto peso ha lo Stato? L'Italia, perché che differenza c'è tra uno spagnolo, un imprenditore che lavora in Spagna e un imprenditore che lavora in Italia, quando noi abbiamo delle capacità straordinarie? Ecco, lo Stato ha un peso importante, soprattutto per quanto riguarda il dotare, abbiamo parlato prima dell'export e dell'internazionalizzazione, che tipo di lavoro deve fare lo Stato nel facilitare lo scambio di merci in giro per il mondo. Lo Stato deve mettere nelle condizioni il cittadino, e in questo caso l'imprenditore, di lavorare senza avere delle palle al piede, voglio dire. Cioè, noi riusciamo a fare i conti e i preventivi spaccando l'euro in 4 fino al cancello dell'impresa. Fuori dal cancello dell'impresa, lì non si riesce più a calcolare quelli che sono i costi fissi che poi si devono ribaltare sulla nostra produzione. Perché spostare mezzi nel Veneto è diventato impossibile, voglio dire, abbiamo le autostrade che già sono intasate, voi date notizia quasi tutti i giorni che c'è un incidente con la A4 bloccata, no? Bene, questa pedemontana che speriamo arrivi alla fine senza intoppi. È importante la pedemontana? La pedemontana è indispensabile. È indispensabile perché... È tanto controversa la questione pedemontana. Ma sì, ma io vorrei prendere il ministro Toninelli, caricarlo sui confini tra Verona e Brescia e portarlo fino a Pordenone. Io credo che ci mettiamo una giornata e mezza ormai se andiamo per la viabilità normale, e questo è l'ossatura, tutta questa pedemontana che poi parte dal Piemonte e va fino a Trieste, che è costellata da una miriade, da migliaia di imprese che sono quelle poi che stanno tenendo in piedi l'Italia anche da un punto di vista del gettito fiscale. Non si può pensare di non dar loro la possibilità di far circolare in maniera veloce le merci, le persone
e anche poi quello che è l'infrastrutturazione tecnologica che non abbiamo. Nel Veneto, per esempio, non c'è la banda larga e ultralarga su tutto il territorio, per cui anche la velocità di spostamento di quelli che vengono chiamati in termine tecnico file e che hanno a che fare con anche la sicurezza di questi file, che hanno a che fare con anche i segreti aziendali dei progetti, ma che hanno a che fare con la velocità di spostamento, che hanno a che fare anche con la possibilità di fare formazione online anziché in maniera frontale. Le altre nazioni questo lo hanno perché hanno investito in passato su questo, e oggi è la normalità e noi non ce l'abbiamo. Perché cresciamo meno degli altri? Cresciamo meno degli altri perché abbiamo una serie di infrastrutture che ci mancano e che invece gli altri hanno. Quindi diventa importantissima la comunicazione, cioè la possibilità anche di spostamento. Assolutamente. Allora, adesso qua ci colleghiamo subito a un'altra grande questione, ma ne parliamo dopo la pubblicità, quindi tra poco.